Un canto forte ed armonico, quello intonato dagli uccelli in mostra al Palacongressi di Agrigento. Apre i battenti dopodomani, venerdì, per concludersi domenica 4 dicembre, la sesta mostra ornitologica nazionale Città di Agrigento, 14° campionato siciliano di ornitologia. Una manifestazione che accoglie ogni anno numerosi ornicoltori appassionati provenienti da tutta la Sicilia. 3.500 i volatili in mostra, canarini arricciati, lisci, liprocomici, melaninici, ondulati, iei e melinois. Appuntamento importante quello che proponete alla città di Agrigento e non solo. E non solo, perché noi proponiamo alla città di Agrigento il 14° campionato siciliano di ornitologia, nonché la sesta mostra ornitologica Città di Agrigento. Possiamo dire che l'Associazione Ornitologica Agrigentina, che ha sede ad Agrigento, quest'anno è stata onorata di aver avuto l'incarico di organizzare il campionato siciliano, un evento che è unico in tutta la Sicilia. Sono circa 3.500 i soggetti che sono provenuti da tutta quanta la Sicilia, quindi tutte le province della Sicilia con i vari allevatori hanno portato all'incirca 3.500 soggetti. Molte di queste sono specie protette, da dove provengono? Allora, tutto quello che è qua dentro è nato in cattività, ossia le specie protette che sono sempre presenti in mostra sono da allevatori che sono autorizzati con un decreto regionale ad allevare quel tipo di soggetto, anche perché per un'eventuale ripopolazione della fauna autoctonica che dovrebbe venire a mancare, in questo caso la regione Sicilia e in tutta Italia sanno che in Sicilia ci sono degli allevatori di cardellini, verzellini, fanelli che sono una razza protetta, però ci sono sempre degli allevatori che li possono allevare tranquillamente a scopo ripopolazione anche della fauna selvatica e da portare in mostra, perché è sempre una competizione. Domani e dopodomani ci sarà la parte più importante, che sarà il giudizio, tant'è che c'è una commissione di 25 giudici internazionali che verranno a giudicare i soggetti esposti, e l'apertura al pubblico sarà venerdì pomeriggio alle 16. Durerà fino a domenica alle 17, dopodiché tutti gli esemplari presenti in mostra verranno ripresi dai propri allevatori e ognuno tornerà a casa propria. L'allevatore che con 8 soggetti avrà raggiunto il maggior numero di punteggio nelle razze sopra indicate diventerà l'allevatore campione di razza. Ad organizzare la manifestazione l'associazione ornitologica agrigentina ONLUS.